Nasce a Favara la Casa del Bambino, un luogo dove la gente che ha bisogno si può recare per avere donato ciò che le serve. Il posto ha le sembianze di un vero e proprio negozio dove la gente si serve e che invece di pagare ne riceve una donazione. Ovviamente parliamo di quella parte di popolazione che ne ha veramente bisogno e si trova in seria difficoltà. Il posto si trova ubicato in via Vittorio Emanuele, nei pressi della Chiesa Madre a Favara, ed è intitolato a Maria Ghibellini Turco, una donna scomparsa da qualche mese e che ha dedicato parte della sua esistenza ai bambini, ai malati e alle persone più bisognose, anche anziane. L'idea nasce dalla vulcanica mente di Antonella Monreale, molto nota nell'ambiente culturale favarese, dove insieme ad un gruppo di volontari del CIF ha voluto fortemente realizzare il negozio per bambini bisognosi. Benvenuti alla nuova sede CIF di Favara. CIF intitolata alla nobildonna Maria Ghibellini Turco. Vi voglio presentare le mie socie, le ciffine di Favara. Lei è Gena, lei è Angela e Giovanna. Prego, accomodatevi. Ecco Antonella, si occuperà dei giocattoli. Prego. Ecco qua Laura e Antonella. Loro hanno un compito importante, si occuperanno pure degli alimenti proprio indispensabili per chi veramente ha di bisogno. Chi siamo? Siamo le ciffine di Favara, da 4 anni che operiamo qua nel nostro paese. E che dirvi? Devo dire innanzitutto grazie. Grazie perché per i locali che ci sono stati dati gratuitamente, per la luce altrettanto e per tutti questi prodotti che vedete qua, tutti destinati ai bambini che hanno bisogno, perché non tutti nasciamo in famiglie agiate. Io vi invito dal giorno 11 a venire a donare e a ricevere. Noi siamo qua in vostra attesa. Favara ama Favara ed è la Favara che vogliamo.